Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video di Pillole di economia. Dopo aver parlato dello spread, se non sai a che cosa mi sto riferendo, c'è una scheda qui sopra molto importante, parliamo dell'inflazione, che è un altro tema molto caldo ultimamente. L'inflazione non è altro che l'aumento dei prezzi in un paese nel tempo. Boh, il video finisce qui, a posto? No, scherzo, rimanete fino alla fine. Per capire meglio, come sempre, faremo l'esempio della mia azienda di grissini. Io vendo grissini a €1, l'anno dopo, per colpa dell'inflazione, dovrò vendere gli stessi grissini a €1,10. A questo proposito però è utile fare un paio di precisazioni, quindi ascoltatemi. Se sentite al telegiornale che l'inflazione è dell'1% annuo, significa che complessivamente la media dei prezzi si è alzata dell'1%. Vi dirò una cosa che vi sconvolgerà. L'inflazione non è una cosa negativa, nonostante i prezzi aumentino. Non è sbagliato che ci sia l'inflazione, infatti la Banca Centrale Europea, della quale parleremo tra qualche video, pone come obiettivo di raggiungere il 2% o poco sotto il 2% di inflazione annua in tutti i paesi dell'Unione. È un ragionamento un po' controintuitivo, quindi seguitemi bene. La deflazione, che è l'esatto opposto dell'inflazione, quindi l'abbassamento dei prezzi di anno in anno, è molto più temuta rispetto all'inflazione, è una cosa negativa. Ma come, se abbassano i prezzi è una cosa negativa? Sì, mi dispiace, è così, noi economisti siamo fatti in modo strano. Capiremo meglio in futuro perché la deflazione è una cosa negativa, ci sarà un video a parte. Vi basti sapere che l'inflazione rende inefficace la politica monetaria. Che non sapete cosa significa, però seguitemi anche nei prossimi video, magari così lo capite. Ma torniamo all'inflazione. Come abbiamo detto, non rappresenta un problema, e tra poco capirete perché. Però c'è una piccola fregatura. Il ragionamento giusto da fare è che se il pane costa €3 al chilo, non so, sono celiaco, non lo compro il pane. Se costa €3 al chilo e un anno dopo costa €3,50 al chilo, c'è un qualche problema. C'è un qualche problema però solo e solamente se il tuo salario rimane stabile nel tempo. Questo cosa significa? Che se il pane passa da €3 a €3,50 e il tuo stipendio rimane di €1.000 e non aumenta proporzionalmente, c'è un problema. Però questo problema nel nostro paese non si pone perché i salari da noi sono indicizzati. Cosa significa indicizzato? Molto semplice. Il mio salario è di €1.000, l'anno dopo i prezzi sono aumentati un sacco, il mio salario aumenta proporzionalmente ai prezzi. Più aumentano i prezzi, più aumenta il mio salario, allo stesso modo. Quindi il mio potere di acquisto rimane sempre lo stesso. Questo però quando succede? Quando non ci sono le tasse. Ovviamente le tasse sono sempre un problema. Andiamo a capire il perché c'è la fregatura. Come avete potuto vedere dal titolo, la fregatura si chiama fiscal drag. Questa è una cosa che non tantissimi sanno e che tutti dovrebbero sapere. Quindi condividi questo video, mi raccomando. Abbiamo detto che per mantenere uno stesso potere di acquisto, quindi poter comprare le stesse cose, anche se i prezzi aumentano, quindi se c'è inflazione, c'è bisogno che io abbia uno stipendio indicizzato, quindi i miei soldi, il mio stipendio, cresce in base a quanto crescono i prezzi. Poniamo un'inflazione molto alta, dell'8%, facciamo un esempio. Dove sta la fregatura quindi? La fregatura sta nel fatto che le imposte, cioè le tasse, non aumentano né diminuiscono, rimangono sempre fisse. Parlerò meglio delle tasse più avanti, però vi devo introdurre che cos'è uno scaglione. Nonostante ci lamentiamo del nostro paese, viviamo in uno stato in cui i poveri pagano meno tasse rispetto ai ricchi. Questo perché? Perché chi guadagna da 0 a 10.000 deve pagare il 2%, faccio un esempio, di tasse, mentre chi guadagna da 10.000 a 15.000 deve pagare il 4%. Quindi paga di più chi guadagna di più. Cercherò di spiegarlo tutto d'un fiato. Allora, c'è l'inflazione dell'8%. Io sono una persona sufficientemente povera che guadagna €9.000 l'anno, €9.500 l'anno, per far tornare i conti. €9.500 l'anno, per quest'anno sono nel primo scaglione, quindi pago il 2% di tasse. Anno successivo, inflazione dell'8%, io quindi guadagno più di €10.000. Perché i prezzi sono cresciuti dell'8% mediamente, il mio salario che è indicizzato è cresciuto dell'8% per lasciarmi lo stesso potere di acquisto. Tuttavia le tasse sono rimaste sempre le stesse, gli scaglioni sono sempre quelli, quindi io sforo, guadagno più di €10.000, quindi vado a pagare quel 4% di tasse
che non mi sarebbe dovuto perché l'anno scorso non li ho pagati e il mio potere di acquisto è rimasto sempre lo stesso. Questa è una vera ingiustizia dello Stato. Per essere equo, un paese non deve indicizzare solo gli stipendi all'inflazione, deve indicizzare anche gli scaglioni delle tasse, cosa che il nostro Stato non fa. Se non indicizziamo questi scaglioni, significa che prendiamo come presupposto che le persone diventino più ricche di anno in anno solo perché aumenta l'inflazione e i loro stipendi sono indicizzati. Va bene che guadagnano di più, ma possono permettersi le stesse cose, non stanno diventando più ricche. Capite bene che questo sistema a lungo andare non sarà sostenibile, quindi è necessario che tutti voi siate consapevoli di che cos'è il fiscal drag e di quanto sia una piaga nel nostro paese. Anche per oggi ho detto tutto quello che volevo dire, le fregature ve le ho svelate. Se vi è piaciuto il video lasciate like o dislike se non vi è piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, fatemi conoscere ai vostri amici, sono un bravo divulgatore economico, quindi per favore. Ma soprattutto ci sono dei riquadri a fine video, quindi cliccate anche su quelli che sono le playlist che contengono gli altri video su questo canale. Sono molto belli, cliccateci!